Bella raga, ciao a tutti nel commento veneziano, siamo tornati su The Sims, fioi. E non mi ricordo più un cazzo. Come eravamo messi? Ora c'ho l'Alberghini che è... cioè, non è mia moglie, la puttana. Aspetta un attimo. Io direi di partire con... Malizia. No, malizia no, io direi di fare... Romantico e fai fichi fichi. Aspetta un attimo. Scartiamo tutto. Voglio fare i fichi fichi con te, amore. Sì, amore. Non mi ricordo più un cazzo. No, ma sei un no, Kuma, sei proprio una pippa. Vai. Vai, Kuma, colpisce il cuore. Ricominciamo alla grande con The Sims. Guarda che bello il Kuma. Perché non mi ricordo più come si gira Dio Sent. Bene, che bello. Non mi ricordo. Bravi, il Kuma ha trombato. La troione a scuola, mia figlia. Studia sodo. Stringe amicizia. Poi spegniamo. Boh. Perché non mi va più? Ah, ok. Cazzo sto combinando? Sorry. Ecco, grazie. Buono. Scusate, devo riprendermi, però mi ricordo che avevo allora Alberghini che è mia moglie. Ho la puttanona che è mia moglie, perfetto. Però io avevo anche... Mi stavo creando l'amante, chi era? Non mi ricordo più un cazzo. Sofia... Sofia forse, Sofia di puttana. No, ma la De Luca. Sofia Sanna forse. Dina, coppia male assortita, ci siamo mollati. Forse è lei. Non mi ricordo più niente, comunque l'obiettivo è portare anche nostra figlia a troieggiare. Oggi siamo giovedì e di giovedì non lavoro, vediamo se la puttanona lavora. Lei sì, alle 10. E perché non va al lavoro? Puoi andare al lavoro per piacere? Vai al lavoro, grazie. Ecco, brava Don, sporf. Però c'è, ho una moglie figa, questo è ufficiale. Questo è abbastanza ufficiale. Ok, l'Alberghini deve lavorare. No, non è nulla. Adesso l'Alberghini lavora sodo, grazie. Boh. Alla fine comunque se guarda che camera cambia file, poi devo assolutamente fare soldi perché voglio cambiare casa, voglio ristrutturarla completamente, però senza trucchi è dura. Adesso io telefono. Invita il lotto attuale. Veronica Rinaldi e Sofia. Questa deve essere quella... la zoccolona che mi sto... Tori ha incontrato Lucia a scuola, brava. Brava, brava. Chiamare te. Buono. Ma che di merda che sei vestita però. Altre scelte. Romantico. Accarezza la guancia. Ma siamo sicuri che era lei, sì? Non ricordo più un cazzo. Beh, le tette ci sono. Allora. No, perfido. Complimenti per l'aspetto. Cosa c'è, perfido? Critica le tecniche di fichi fichi. No, fio, è stupendo. Bacio. Sono un porco, fioi. Romantico. Battuta d'abordaggio. Mia figlia che ora torna? Alle 15. Tra poco devo sbrigarmi se voglio stantuffarla. Allora.
Fai il baciamano. Bacio appassionato. Dai, sono un figo però. Fai fichi fichi. Dai, dai. Oh, quindi dopo la nostra mogliettina vai con l'amante. Perfetto. Mi sento più tranquillo, ho cominciato la grande dei Sims. Comunque penso di fare un video più lungo così da caricare 2 video. Guarda che bocce che ha questa. Sì, ma come ti vesti? Cioè, ma ti metti i calzini così? Ma vaffanculo. Su questo cosa vuole? Tony ha incontrato Francesco. Cosa è successo? Non avevo visto sta roba. Compra un microscopio. Ricevi una promozione su veneziano invece. Viaggia. Come si face? No, fioi. Ancora più un cazzo. Invia un sms, pianifica l'evento sociale. Ah, viaggia. Boh. Cioè, ma ragazzi, ma guardatela per carità. È messa bene, guarda che bocce. Sì, c'era lei comunque, però poi mettiti i calzini così, cioè... I piedini si devono vedere, cazzo. Boh. Viaggia, andiamo in palestra. Andiamo in palestra. Allora, dai, come prima cosa mi sono fatta la moglie e l'amante. Quindi siamo tranquilli. Adesso andiamo a fare un po' di palestra. Io comunque seguo molto di più veneziano e degli altri, se no non mi capisco niente. Senza sudare. Ecco, se mi sono perso. No. Non ricordo più i tasti, non me ne ricordo più. Eccoli qua. Boh. Vai, come allenati. A che livello siamo? Abilità. Allora, relazioni. Abilità. Una fisica 5. Siamo messi bene però, malizia 1. Ok. Come scambio sensuale. Oh. Scusa un attimo, no, aspetta, oh. No, scusa un attimo. Facciamo amichevole se vuoi. Fili della carriera, ma cos'è scambio romano? Oh, vecchio? Ma chi è questo? Ma chi sei? Ma chi sei? Ma sei un po' gaio, sei un po' gaio. Questo è un personal trainer un po' gay. Allora, con tutto rispetto, però... sinceramente non è il mio tipo. Bravo Kuma. Guarda il Kuma che sexy però. Perfetto. Comunque ragazzi, io spero che avete voglia di fare cioè di vedere un po' di The Sims sul canale, perché io ho parecchia voglia di giocare. Adesso lasciamo un attimo. Andiamo da Tori. Ma non posso andare direttamente da qua. Lei lavoro. Niente, devo per forza andare dal menu che non mi ricordo più. Beh, sono un figo però, aspetta un attimo. No. Com'era? No, non mi ricordo più come si va nella mia... Come si va... Come cazzo posso andare a casa mia? E qua stiamo parlando col Gaio. Qual era il menu? No, aspetta un attimo. Che bello, Fioi. Non mi ricordo più. Bacia qualcuno, promozione. Andiamo a casa. Viaggia. Chiudiamo qua. Non può riprendere la mano, Fioi, chiedo perdono. Dove sta andando il come? Ah, ok.
Allora, G modalità devo ricordarmi i tasti, ho ricominciato così su The Sims, tutto a cannone proprio. Cioè io gioco a The Sims senza ricordarmi i tasti, cioè sono un figo. Covo sassoso. Cazzo, ancora qua lei. Ispirata. Vediamo com'è la nostra Tori. Cosa vuole fare qua il puttanone? Allora, aspetta un attimo. Mentale 3-4. È abbastanza intelligente la ragazza. Leggi. Dopo deve fare i compiti, eh. Oddio, il come deve sistemare, deve fare la doccia. Asciuga come una furia. E ripara. Dai, come che ce la fai? Se abbiamo l'amante per casa con la figlia, se abbiamo sconvolto una ragazza. Butta via. E ripara. Allora, qua ripariamo. Certo che però ha una moglie che è veramente tanta roba, eh. È veramente tanta roba, eh. Asciuga. A disagio cos'ha il come? Ha fame. Cucina. Ci spariamo. Piatto ricco di proteine. Ha fatto palestra. Vai, vai rispondi. Vai. Vediamo cosa fa il troione. Perché fa tanto la Santarellina Daniela, ma è un troione, fioi. Ragazzi, questa carriera come Indiana sulle Sims si sta sviluppando in maniera molto beautiful, eh? Buono. Tesa. È un po' tesa la fanciulla. Dov'è? Ok. Vediamo qua i rapporti sociali. Allora, in amore ci sono io. E basta. Maurizio Alberghini è morto, bene, fa piacere. Il Maurizio Alberghini, fe l'ho strappato. Ok. Allora, rappresentazione amichevole. Lasciamola parlare un po'. Buono. Come faccio però a non ricordarmi il menu? Sono un po' una pippa però. Allora, bacheca delle notifiche. Visuale. Menu opzioni. No, non è qua. Boh, sta cosa non la ricordo proprio più, vabbè. Guarda, cioè, ho una moglie e un amante con tette giganti. Anche questa come vestita, fioi? Vabbè. Ma io devo andare via. Ma porca troia. Vabbè, lasciamola qua all'appuntamento. Ragazzi, commentino su come fare per andare... cioè, per lasciare lei qua da sola e andare da veneziano. A casa, ho capito che sono a casa. Niente, non posso forse andare proprio. Boh, non mi ricordo. Vabbè. Ascolta, torna a casa, vecchia. Viaggia. Buono. Torna a casa, troione. Buono, buono, ci stiamo un attimo riambientando. Non è facile giocare dopo un po'. Però io voglio stare su veneziano. Allora, Cume, ok. Ripulisci. Bravo Cume. Ancora fame qua. Ripulisci. Ripulisci.
Cucina. Uova e toast. Vai. Lei va a letto. Vediamo che problemi ha. Tu, madonna, poverina. L'ho lasciata un po' a se stessa. Con lei è giocosa. Lei è a posto. Maliziosa. Sale di livello abilità mentale. Allora. Esiste una battitura internet che non era... No, facciamoli fare i compiti, se no dopo so cazzi. Fai i compiti. Che ore sono le mezzanotte. Fare i compiti a mezzanotte mi sembra la scelta giusta. Bravo Kuma. Dai. No, cazzo. Ecco. Dai, Kuma, dai. Bravo, chef inossidabile. Sta mangiando il porco. Perfetto. Viscica. Compiti finiti. Brava Tori. Beh, Tori è a posto. Facciamola divertire un po'. Socializza. Chatta con... Vediamo Leonardo Parisi. Brava Tori. Lei sta morendo. E dobbiamo svegliarla perché... Se no veramente mi muore, Cucina. Facciamo un pasto veloce. Vai di patatine. La facciamo ingrassare un po'. Il Kuma è felice. Il Kuma chiama qualcuno al telefono. Chiacchiera con Alicia, Sofia. Abbiamo pochi amici però, eh? Alicia, ok. Nostra moglie domina però, eh. Abbraccia qualcuno. Abbraccia. Lei mangia, brava. E dopo vai a nanna però. Vai a nanna vecchia mia. Posso abbracciare mia figlia? Amichevole. Abbraccia. Ok, qua dobbiamo ripulire tutto. Butta via. Qua abbiamo sistemato tutto. Ok, perfetto. Vado al ritmo della musica. Ciao. Butta via. Vogliamo ordine. Oh. La mia figliuola, Viscica. Fai un pasto veloce. Latte. E dopo nanna vecchia mia. Alcume invece. Dati alla critica, cambia aspetto. No. Esercitati. Perfetto. Buono. Lei a letto, tutti a letto. Questo devo ripararlo. Ripara. E dopo chiudiamo il primo video su The Sims. Sto cercando di riprendere un po' la mano dopo tanto tempo. Scusate, Fioy se sto un po' vaneggiando. Non sono proprio dinamico nei commenti. Cazzo, devo andare al lavoro io però. Devo andare al lavoro. Grazie, ok. Molto bene. Lavora sodo. Devo andare a scuola. Non mi ricordo niente, non mi ricordo niente. Non mi ricordo niente. Svegliati, stronza. Siamo in ritardo, si incazzano. Vai a scuola. Buono. Adesso vediamo. Un attimo. Ora lei invece ha lavoro dalle 10. Perfetto.
L'età. Vediamo l'età, non mi ricordo più dove cazzo sono neanche quelle. Ok, Daniele Alberghini, 30-33 anni, passa a adulta, buono. Veneziano, da 33 anni, passa a adulto. Invece la nostra, tra 44 giorni, a adolescente. Ok ragazzi, perfetto, un saluto dal comandante veneziano, spero che insomma avete piacere di vedere altri video di The Sims, scusate se sono stato un po' magari noioso perché non ho bene, devo un attimo riparirmi con il gioco, e niente raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!